Continuiamo con la politica, ci spostiamo però sulla sponda PDL, non smettono le polemiche all'interno del Popolo della Libertà dopo l'incoronazione di Mario Dalla Tora, coordinatore provinciale del partito. Ora Michele Basso, il sindaco di Meolo, attacca proprio il segretario. Al centro della discussione le modalità di svolgimento delle primarie per scegliere i candidati sindaci. Vediamo. Per scegliere i candidati sindaci il PDL deve fare primarie aperte a tutti, non consultazioni fra iscritti. Michele Basso, sindaco di Meolo, attacca il coordinatore provinciale Mario Dalla Tor. Le primarie che ha indicato Alfano sono le primarie aperte che si stanno svolgendo a Frosinone, a Como e in altri comuni importanti e in cui vanno a votare spesso persone che non sono iscritte al PDL, quindi un candidato riesce a rafforzare la sua posizione. Di diverso avviso Mario Dalla Tor, che spiega cosa farà il partito nei comuni oltre i 15.000 abitanti. Le consultazioni per sentire gli iscritti, per individuare il nostro candidato sindaco da offrire poi agli alleati e alle altre liste, confrontarci con loro per individuare la persona più giusta per andare alle elezioni. Per Basso non è questo il modo per individuare il candidato più forte. Noi con questa consultazione degli iscritti, ahimè, facciamo dei candidati unici indicati da pochi iscritti e che non penso poi saranno così forti di fronte alla società civile. Questo è il danno che stiamo facendo al nostro partito. Dalla Tor però non sembra disposto a cambiare il modus operandi in vista delle amministrative di maggio. Ma io devo indicare la proposta del PDL, poi confrontandoci con gli altri guarderemo la scelta degli altri. Mi pare evidente che comunque sia esterne sia interne passa la proposta maggioritaria. Basso usa come esempio quello che sta accadendo a Jesolo. Se c'è un candidato unico e comunque non ci sono le primarie aperte, la cittadinanza al di fuori di chi si è fatto la tessera non può indicare la persona, il candidato che più gli piace. Ma Dalla Tor liquida la cosa come un problema personale di chi contesta le consultazioni fra iscritti. Stiamo dando a questa consultazione un valore extra che non ha, è una semplice regola di democrazia interna. Elezioni a Jesolo, PDL è sempre più spaccato sul nome del candidato sindaco. Domenica le primarie interne che potrebbero premiare Valerio Zoggia, ma Renato Martin non ci sta e lancia la sfida. Sentiamo. Fare una consultazione vera, aperta, con delle primarie serie. Se questo non avverrà, chiaramente io sono pronto a correre. Ormai i giochi sembrano fatti, ma per qualche giorno il PDL a Jesolo cerca di mantenere una coesione che non c'è più. Renato Martin è sempre più vicino a lanciare la sua candidatura a sindaco con una lista civica fuori dal partito degli azzurri. Il partito che da domenica potrebbe invece affidarsi all'attuale vice sindaco Valerio Zoggia. Domenica giorno di primarie, ma proprio su questo terreno che si consuma la guerra. Lo stesso conflitto che oppone da settimane il rieletto coordinatore provinciale Mario Dalla Tor e lo sfidante sconfitto Michele Basso. Da una parte chi vuole consultazioni interne agli iscritti. È una scelta che ha fatto il direttivo provinciale, nominato, in cui tra l'altro Renato Martin fa parte, e quindi io mi attengo e mi adeguo a quello che sono le scelte del partito. Dall'altra che chiede l'apertura delle primarie a tutti gli elettori, come l'ex primo cittadino Renato Martin, espressione di quella parte del PDL che ha ormai rotto i ponti con chi governa Jesolo. Chi si prende delle responsabilità di governo di una città deve essere supportato non solo dagli iscritti di un partito, ma soprattutto dalla popolazione. L'ala martiniana promette di fare pressioni fino all'ultimo, ma sembra ormai chiaro che passerà la linea delle primarie interne. Zoggia si appella all'unità, Martin risponde senza mezzi termini. Si candidi anche lui e poi chi prenderà più voti, se Martin prenderà anche un solo voto più di me, io sicuramente correrò per lui. È già scritto tutto, è già fatto, quindi io non mi presento a questa farsa. In una Jesolo che vede già in campo la Lega Nord con Alberto Carli e la lista civica di Daniele Bisonna, la linea fuori dai partiti sembra essere ormai la nuova strada dell'ex primo cittadino. Se rimarranno queste consultazioni, a quel punto io sono pronto a correre. Elezioni amministrative a Mira, mentre domenica il centro-sinistra sceglierà il candidato sindaco con le primarie, le consultazioni interne del PDL hanno già fatto emergere un nome ufficiale. Sentiamo. E Paolino Danna, il candidato sindaco del PDL a Mira. L'attuale assessore provinciale al lavoro ha ottenuto il placet dalle consultazioni interne al partito, anche se qualcuno non ha accettato la decisione e presenterà una lista autonoma. Danna commenta così questo fatto. Anche a Mira forse qualcuno ha contestato queste consultazioni, ma ripeto, qui è una scelta di partito, è una scelta che il provinciale ha fatto. A correre autonomamente sarà Vanna Baldan, candidata sindaco a Mira per Forza Italia nel 2007, appoggiata da una lista che ha al suo interno altri
3 ex consiglieri del centrodestra. Nella corsa alla poltrona di sindaco Danne è avvantaggiato dal fatto di essere stato assessore nel comune della Riviera per 10 anni. Incentivare il turismo è una delle priorità. La Riviera del Brenta e Mira ha l'opportunità di dare qualcosa di più. Ecco, io dico che in questi anni, in questi tanti anni, questi circa 20 anni, chi ha amministrato Mira non è riuscito a dare quell'input in più sotto l'aspetto del turismo. Mira dovrebbe anche smettere di essere solo un dormitorio per chi lavora fra Mestre, Venezia e Porto Marghera. Mira non merita questo, Mira è un comune di 39.000 abitanti, ripeto, è fantastica, è stupenda, abbiamo delle ville mega bellissime, quindi bisogna lavorarci molto su questo, sul lavoro massima attenzione chiaramente. Danne è rammaricato per il fatto che la Lega abbia deciso di correre da sola, la sua candidatura avrà comunque l'appoggio di una lista civica. Vediamo se ci sarà una lista civica che possa accompagnarmi, diciamo, in questa bellissima avventura.